Ingegnere Franzini, più di un anno fa lei ha chiesto al comune il permesso di poter trascrivere un manoscritto, quello di Fra Saverio. Ecco, da dove nasce quest'idea? Come ha preso questa iniziativa? Guardi, ho visto un filmato che l'amministrazione comunale aveva fatto a proposito della biblioteca di Naro. Facevano vedere diversi libri, diversi manoscritti incunaboli e a un certo punto ho visto questo manoscritto sulla storia di Naro di Fra Saverio. Mi è preso un colpo, oddio, dico, ma mio padre me ne parlava tanto, dico, ma io avrei voglia di leggerlo perché a quei tempi non avevo questo interesse, per cui dico, ma leggere un manoscritto, chissà com'è scritto, chissà com'è difficile, chissà quante persone interesserebbe leggere questo manoscritto. E quindi mi è venuta questa idea, dico adesso propongo al comune se posso trascriverlo. E fortunatamente mi hanno risposto positivamente e quindi da lì è cominciato questo lavoro. E sono reminiscenze che risalgono a 40-50 anni fa queste, ma lei 50 anni fa era già un frequentatore di quella biblioteca? Guardi, io frequentavo la scuola elementare e avevo una passione per l'astronomia. Quindi ho detto a mio padre, dico, scusa, ma dove posso trovare dei libri di astronomia? E dice, prova in biblioteca. In quel momento c'era un altro bibliotecario, la biblioteca stava ubicata in un altro palazzo e devo dire che era in una condizione proprio drammatica, perché quando io sono andato lì in questa biblioteca ho visto libri per terra, polvere, vabbè, c'era un bibliotecario che dico, ma libri d'astronomia? In latino. Il latino, frequentavo la quarta, quinta elementare, quindi vabbè, lasciamo perdere, ok? E così via. Negli anni successivi però mio padre lavorava al comune, però lavorava in segreteria, diciamo, ecco. Se non che ha cominciato a sviluppare un'idea, quella dice, ma è possibile che la biblioteca del comune di Naro deve stare in queste condizioni così drammatiche? E ha detto, voglio proporre al comune di fare qualcosa. Allora ha individuato un locale che era abbandonato praticamente all'interno del chiostro e ha proposto di adottare questo locale, ripulirlo per fare sede della biblioteca. Si è incaricato di andare a prendere i libri da lì, mi ricordo con la camionetta, insomma, hanno trasportato questi libri e li hanno messi due. E lui ha cominciato a ordinarli, a catalogarli e insomma a fare tutto quello che si deve fare per mettere in piedi una biblioteca che offra un servizio, diciamo, ai cittadini.